Streghe e strie. Le donne che diventano tali, vox populi, vox dei, avevano un vivere appartato che non trovava alcuna spiegazione nella comunità contadina. Quia, ase una strega, bisogna tenerla buona. L'abitudine all'uso delle erbe metteva queste donne nel gruppo delle erboriste, tutte mese strie. Si ricorreva a loro quando i normali rimedi erano inefficaci. Un giorno una tosa che non dormiva non aga ispirasso mare a darghe una bera menada e farghe ciapararia a stramasso de pena fatto in casa, ma che non sapesse gli altri. Con bon capon l'ha convinto la stria del posto a venir liberar la tosa stria. La stria, tratta me, la te fa solo che del bene. L'ha liberata la tosa e fatto sparire la fattura che nessuno deve vedere, perché la se opera d'un'altra stria che ha vendù l'anima al cabron infernale. Qui entra in gioco Aldo Allegranzi, vicentino impareggiabile, etnografo delle prime età dell'uomo in Italia. Delicatissimo erborista, stava indagando piante e terreni nella Lessinia vicentina. Un informatore locale lo avvisò che c'era un'astrologa che viveva solitaria in alto. Ne fece la sua fissazione. Mesi e mesi di appostamenti, finché divenne un foresto accetto all'astrologa. Col suo fare straordinario ne divenne l'unico sincero amico. Gli trasmise le sue arti magiche e botaniche e anche... Vi ricordate quella volta che la chiamarono per la novizia stria che non dormiva più e deperiva a vista d'occhio ed era l'unica figlia? Beh, allontanati tutti dalla camera, fece sortilegi e dal stramasso de penna estrasse il striosso che portò via per distruggerlo col fuoco. Ma era troppo bello. Finì che l'astrologa regalò ad Aldo Allegranzi lo striosso, facendogli giurare e stragiurare che... Aldo, a casa sua, me lo fece prendere in mano. È un intreccio incredibile di piccole piume grigie di faraona. Girandosi sul materasso de penna fatto in casa, la tosa smaniosa de sposarsi si rammenava continuamente. Così tanto, sognandosi del futuro mario, che la corrente elettrostatica intrecciò per circa 6 mesi le penne della faraona, facendole diventare questa specie di ovo strucà, duro come un saiado stagionà, che faceva girare la povera istria dalla voglia de Mario che non sarava pioccio.